Buonasera da Rosolina Mare, la festa dell'Umpli, ogni anno noi siamo qua presenti. Quest'anno abbiamo anche la straordinaria partecipazione di Marilena Marchetto, Presidente della Proloco di Lusia. Allora, parlaci quante Proloco ci sono e cosa dovremo trovare qua. Allora, qui ci sono 10 Proloco distribuite in tutta la provincia di Rovigo, che partiamo dall'Alto Polesine fino ad arrivare al nostro delta. E c'è la Proloco di Castelnuovo Bariano, di Bergantino, di Canaro, ovviamente di Lusia, poi Cerpa Polesine. Facciamo così, adesso le andiamo insieme a vedere, ricordando che tu sei anche la segretaria del Nucleo Provinciale. Di Rovigo, certo. Sì. Facciamo due passi insieme? Certo. Andiamo. Marilena, adesso qua siamo davanti alla Proloco di Portotolle. Portotolle, esattamente, che ci propone il fritto misto e le patatine fritte. Adesso andiamo a vederle, dai. Andiamo. Buongiorno Portotolle! Speravate non venisse a trovarvi, invece ogni anno sono qua puntuale e ogni anno trovo Simone. Buon appetito! E sta mangiando. Scusa. Allora andiamo, Marilena, andiamo avanti con cosa? Andiamo avanti. Qui troviamo la Proloco di Badia Polesine, quindi siamo nell'Alto Polesine. E loro ci fanno da mangiare? E loro ci fanno da mangiare, c'è la grigliata mista e poi c'è il musso con la polenta, che è un piatto tipico delle nostre zone. Allora, chiedo a sto signore qua, chi è il presidente della Proloco di Badia? Allora, la gente è soddisfatta di quello che gli date da mangiare? Assolutamente sì, ne parlano anche in spiaggia. Ma non solo qua, anche in spiaggia e Lido degli Estensi. Può darsi, anche a Lido di Spina spero. Comunque vi aspettiamo tutti a Badia Polesine dall'11 al 21 agosto per il Ferragosto badiese. Il bello di voi Proloco che non approfittate sempre per fare gli spot pubblicitari. No, assolutamente è vero. Mi è venuta così, non sapevo cosa dire, allora ho detto questo. Dai. Complimenti alla Badia. Marilena, andiamo avanti. Ciao, grazie. Allora qua siamo a Frassinelle Polesine. Allora, Frassinelle Polesine per la festa del pesce. E qui ci propongono le impeppate di cozze, le alici fritte, le anguille fritte, tutti i pesciolini, tutto quello che riguarda il pesce. Dimmi che c'è anche il presidente qua. No, purtroppo Ghisellini. Però c'è il barbone qua. C'è il barbone. Allora, consuma la gente qua, dimmi di sì. Sì, dai, non c'è male. Ma voi Frassinelle, io abito a Taglio di Po, quindi siamo molto più vicini al mare di voi. E perché voi mi fate un menù di pesce? Guarda qua, tra l'altro con prezzi buoni, complimenti. Perché? Qual è lo chef che ha scelto questo menù? Ma diciamo che la festa del pesce è nata come una sfida. Abbiamo provato e i primi anni ha funzionato e da lì abbiamo cercato di migliorare sempre di più ogni anno. Bravi. Continuiamo il nostro giro. Grazie. Saluti. C'è anche il teenager. Marilena, adesso qua siamo. Allora, andiamo avanti. Qui ci troviamo a Bergantino, che è proprio l'estremo, diciamo, di quello che è il Polesine, proprio l'Alto Polesine. C'è Bergantino, che tra l'altro a Bergantino l'8, 9 e 10 di settembre faremo un'altra tappa di Sapore in Piazza con le Proloco. Quindi segnatevelo, io volevo fare i complimenti al sorriso di questa signora qua. Un po' meno a te, c'hai un bel sorriso, ma vuoi mettere le tue collaboratrici? Brave. Nascosto c'è anche il baffo giustamente si è nascosto. Ci propongono il risotto al tastasale, che è tipico, diciamo, delle zone verso il Mantovano. Ok, però ci doveva dire che, lo ripeto, voi della Proloco ne approfittate quando c'è una telecamera per dire che a Bergantino cosa c'è? Il Museo Nazionale della Giostra. Siamo il paese della giostra. Va bene. Grazie, complimenti. Ciao. E qua siamo a Rosolina. Rosolina che ci propone i dolci tipici, insomma, ecco. Non può mancare il dessert. Dessert Rosolina, buongiorno Rosolina. Buonasera. Qual è il dolce più buono che avete presentato? Credo che la torta della nonna è quella che va per la maggiore. Che sarebbe questa? Cosa, tipo una tenerina, no? Con i pinoli? I pinoli e la crema al limone. Pinoli autoctoni di tutti questi alberi che ci sono qua. Che sono caduti. No, veramente mico trovai.
No, ricordiamo che i pinoli costano 80-90 euro al chilo, quindi sì. Bravi a Rosolina, guarda che meraviglia, guarda là in fondo che meraviglia di torte, bravi. Bene. Marilena, Allora dai, ma hai visto che roba? guarda quanta gente poi. Allora poi i piatti tipici del nostro Polesine che sono una delizia e una genuinità, proprio come quando si fanno in casa. Ma poi io noto che ogni volta che si fa la fiera ci sono sempre questi bravi signori a vendere i biglietti. Buongiorno Polelle signora. Allora tu Marilena conosci sto signore qua? No. Te lo presento io. Allora, questo signore qua è sicuramente il Deus ex machina della banda cittadina di Rosolina. Se non ci ok. fosse lui non ci sarebbe la banda. Tra l'altro è un insegnante, insegna gratuitamente ai giovani. Lui è veramente un grande. Bene, bravo. E poi vedo che è una BMW. E poi ma qua solo macchine grosse. Ciao. La gente Ok. che mangia. Ci passiamo dall'altra parte. Adesso qua stai giocando in casa qua. Scusami la voce perché dopo il tour de force di Lusia che abbiamo finito mercoledì scorso un po' di voce mi è scappata. Allora abbiamo anche, abbiamo anche la zona bar, quindi è gestita da Ompli Rovigo. Ok. Qui abbiamo Lusia E qua sei a casa tua? e qua siamo a casa mia con i miei ragazzi. E qui c'è il gnocco fritto con i pinzini, però abbiamo abbinato anche diciamo quello che sono le verdure di Lusia, quindi possiamo trovare i sottaceti fatti proprio dalle aziende del nostro territorio, quindi qui c'è la InChef che propone poi le rape rosse in sottaceto e anche la zucca in sour. Ecco, quindi abbinata a queste cose qua. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Buonasera, ciao. Buonasera. Buonasera. Aspetta che mi fermo qua con Mario del Proloco di Donada. Portovino o Donada? Donada, no, è la Proloco di Donada, tu sai, c'è anche la Proloco di Contarina, però la Proloco di Donada è molto più la neonata Proloco di Contarina per adesso non c'è, insomma. Voi cosa ci presentate? Prendo il posto a Marilena che fino adesso è stata la mia cicerona. Come menù tu dici? Come Sì. No, stasera la nostra cuoca, vedi la nostra presidente, presidente vieni qua. Abbiamo il baccalà con polenta e gamberi in sapore. E sta andando via abbastanza forte perché è un piatto prelibato. È la nostra presidente che è anche la cuoca, quella che ha preparato i piatti. Allora, io ho intervistato la presidente stamattina o ieri, che era in tailleur, tutta bella e elegante, e oggi invece, guarda, in funzione cuoca, quindi avete una presidente multitasking. Vero? Esatto. Brava Antonella. Bisogna sempre, esatto, non tocca. Quindi, sai che non la conoscevo l'Antonella con questa versione chef? Bisogna sempre adattarsi a fare un po' tutto. Per essere presidente bisogna saper condurre la nave. No, ma soprattutto io, che lo dicevo prima, ho avuto un po' di esperienza da presidente della Proloco. Il presidente della Proloco lavora. Cioè, da presidente della Proloco, dico bene, presidente. Bisogna in effetti sapere un po' destreggiarsi nei vari ambiti. Per sapere Devi dare l'esempio agli altri. cosa fare, come farlo e spiegarlo anche agli altri. Quindi, e fare in modo che i volontari siano ognuno nel suo ruolo al meglio della loro espressione. Bravo Antonella, bravo Mario, voi due poi ci siete dappertutto, cioè, quando si parla di Portovino voi due ci siete, sei un po' il prezzemolo del paese. Ciao! Marilena qua giocava in casa, scusami, Guido, ti ho preso il posto. Non c'è problema assolutamente. Allora, qui ci troviamo a Canaro, famosa per la festa dei bigoli al torcio. Io conoscevo una volta la presidente. È la Clara. Che C'è ancora, ecco la Clara? Non vedo. No, non c'è. No, è lei Fornelli. La Clara. Aspetta che la facciamo. Buonasera. Buonasera Clara, ciao, come stai? Tu non molli mai però, Complimenti a Canaro, ciao. Ciao. Ci spostiamo ancora. Dulcis in fondo, altre due ce ne sono. Ci sono 10 Proloco quest'anno. E qui abbiamo Arqua Polesine,
che fanno la festa dell'aglio e ci propongono le bruschette con l'aglio e i pomodorini e le polpette con la polenta. Bravi, saluto. E ultimi ma non ultimi, Che siamo proprio sempre nell'estremo, diciamo, dell'Alto Polesine, abbiamo Castelnuovo Bariano che ci propone gli arrosticini. di carne o Di carne. Qui abbiamo il presidente Di- Ovino, quindi Di ovino? Allora, lei, Presidente, è più bravo lei come Presidente o la Marilena? Indubbiamente io. Non è neanche una domanda da fare. Cioè, Mi aspettavo un po' di galanteria, invece no. da lui no. Marilena no. Da noi si dice nel naso dritto. No, allora diciamo una cosa, che poi, No, non taglio. poi Francesco fa parte anche del direttivo di Ompli Rovigo e anche del consorzio nostro delle Proloco del Medio Alto Polesine. Ecco, diciamo due parole per quel che riguarda un po' le Proloco. Ci sono 39 Proloco in tutta la provincia di Rovigo, di cui 10 che fanno parte del consorzio Delta del Po e le altre 29 che sono del Medio Alto Polesine, ecco. E quindi siamo sempre noi comunque che ci mettiamo in gioco. Allora Marilena, io ti ringrazio per avermi fatto da guida di questa... Grazie a te. Ma soprattutto bisogna sottolineare che Proloco è tutto volontariato. È volontariato. E basta dire così. E basta dire così, non serve dire altro. Ciao a tutti, Ciao, c'è anche domani sera, eh? c'è anche domani sera, anche domani a pranzo.